Siamo partiti con una Topolino, ora abbiamo in mano una Ferrari. Le parole del presidente regionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto aprono la cerimonia organizzata per l'inaugurazione della nuova sede a Belluno in zona aeroporto, appendice di un carnet di eventi organizzati per celebrare il 70° dell'istituzione del Corpo di Volontariato Professionale. È una grande festa e ci sono tutti i rappresentanti delle stazioni del soccorso con le famiglie a far da cornice, con le loro divise d'ordinanza, le autorità locali, civili e militari, agli assessori regionali, alla protezione civile e alla sanità. In settimana l'annuncio del presidente nazionale Maurizio Dell'Antonio, con decreto del Presidente della Repubblica è stata conferita un'altra medaglia d'oro al soccorso alpino che verrà consegnata a Roma il prossimo 12 dicembre, giorno dell'istituzione a Clusone in provincia di Bergamo della prima direzione del Corpo di Soccorso Alpino. Ai ricordi personali di oltre 140 tra soccorritori e persone soccorse è dedicato il volume Di roccia e di cuore, curato da Michela Canova, storica addetta a stampa del soccorso alpino. In 20 anni ho sempre raccontato in modo sintetico quello che facevano gli uomini e le donne del soccorso alpino di tutte le stazioni. Al contempo sapevo che cosa stava alle spalle degli interventi, quindi le loro emozioni, la loro felicità, la loro contentezza, il loro dolore e anche le frustrazioni dovute al fatto magari di non trovare qualcuno. E mi è sembrato giusto rendere loro merito mostrando le loro fotografie e anche i loro nomi. Canova si commuove ricordando chi non c'è più ma vive nel pensiero e nelle azioni compiute quotidianamente con altruismo, responsabilità e competenza. Un monito arriva dal prefetto di Belluno, Rocco Berton. Il vostro servizio non può essere messo a rischio dall'incoscienza altrui, in una giornata in cui si sottolinea l'impegno di un'estate che ha visto oltre il 3% di interventi in più e le stazioni sotto pressione anche per la difficoltà del ricambio generazionale. Ho fatto vari inviti ai giovani di avvicinarsi, anche perché abbiamo anche delle scuole, il problema di qualcuno è la preparazione, però noi abbiamo anche delle scuole che poi possono, preparare questi ragazzi. Stretto il legame fra il soccorso alpino, la sanità e la protezione civile del Veneto, che operano in convenzione. Quando c'era la necessità di intervenire per l'acquisto di questa sede, la Regione non si è tirata indietro, ha messo un finanziamento di 300.000 euro perché riteniamo che il soccorso alpino abbia un ruolo salvavita in questi territori, nei territori in montagna, e quindi non potevamo certamente sottrarci. Continua la collaborazione e continuerà anche in futuro.